Piero Favretti dove lavora? Lavoro a San Antonio, Texas. Sì, sì. Cos'è che ha portato qui allo studio Ho Bicego? portato un dispositivo che si chiama Pavlok. Sì. Questo dispositivo è per influenzare o cambiare i comportamenti basato sulle teorie empiriche di Pavlov, il famoso scienziato che ha dimostrato, russo, che ha Ecco qua. dimostrato che si possono cambiare i comportamenti con stimoli. In questo caso lo stimolo è sonoro, vibrazione oppure elettroshock. Quali sono i comportamenti che nelle riunioni danno più fastidio e che quindi potrebbe essere opportuno cambiare? Questo è un fatto soggettivo, comunque chi arriva tardi, chi guarda il telefonino o chi sta a rispondere al telefono o a stare a fare texting, chi pensa A e dice B, chi dorme o non fa attenzione, chi parla con altri, chi è distratto, chi parla sopra o chi interrompe altre cose del genere.